Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Maurizio Caserta si presenta ai catanesi come candidato sindaco etneo concentrandosi sulla legalità. D'altra parte Enzo Bianco prosegue indipendente la propria corsa per Palazzo degli Elefanti. Non sono bastati 1 anno e 11 mesi per dare seguito alla sentenza sulla morte di Chiara Lamendola che rischia di finire in prescrizione. I familiari infatti chiedono giustizia. 2 fratelli di Scordia sono accusati di tentato omicidio. Avrebbero inflitto 18 coltellate ad un uomo di 50 anni vicino di casa, lasciandolo agonizzante sul selciato. Un elicottero dell'Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario all'ospedale Papardo di Messina di una donna colpita da un infarto. Vasto incendio di rifiuti e copertoni sotto il cavalcavia per San Giuseppe l'Arena. Vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento durante la giornata di ieri. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.